Saluti a tutti, sono Benito Rauso all'Itteras, sul programma di EIA TV, pochissionai della letteratura dei sardos, in sardo. Oggi siamo in Castello, in su Exma, e siamo in compagnia di un autore proprio di Castello, di questa città rimana di Sardegna. Saluti e benvenuto a Piero Marciali. Saluti Piero. Saluti a tu e a tutti i usos che si bit. Grazie a di essere benvenuto a Zagatai. Oggi io chiacchiererei con Piero in questi 10 minuti su questa trasmissione nostra, delle sfaina sue, dei libri che ha fatto, dei suoi effendi e dei suoi che ha voluto fare in suo tempo su chi deppi penni. Mi piace cominciare con un libro, un areuso storico, finza che avessi un bello vago di tempo sfai, e finza che sia una storia, dessa storia nostra, dessa storia dei sardos, e sa di dessa ciappa che ha pubblicato con Sacondages. E difatti si devo di olio raccontare a Piero quanto è importante a tornare a contare ai sardos questa storia cosanzora. Io penso che il suo compito principale di un autore sardo sia proprio questo di contare questa storia sarda ai sardos, possibilmente in sardo. E poi questo ha cominciato proprio a contare questa storia dei sardos, cominciando dessa ciappa del 28 aprile del 1794, quando i casteddaios impari con tutti i sardos che ci fianti in castello, ci hanno bogau i piemontesos che non fianti a governare bene la Sardegna. E per questo ha scritto pure su che succede a Postesi in su 1812, l'anno del suo famine, e la congiura di Palabanda. Non è ancora stato pubblicato, dopo già presentato una varie volte, e sa di questa ciappa mi ha dato mera soddisfazione, perché dopo fatto tanti volte, e addirittura posso in plus che la regione sarda l'ha riacquistato e è stato pubblicato in Digital Library. Quindi chi non c'è proso sul libro in libreria, chi tu vuole leggi, tu vuoi acciappare in cuore. E difatti sì, è un libro insomma, che avessi tornato a uno scantano sfile, e dunque io adesso fino a ora devo tornare a pubblicare e devo tornare a fare girare, però è un libro che ha girato e tutto, che cada de gusto ha fatto fino a uno spettacolo teatrale, una lettura, come ti potevo dire, spettacolarizzata, una cosa di aici, una conferenza spettacolo, quando da faccio a solo, però è stato già presentato a trasbortas di altra gente. Si vuole arrivare, ti posso contare che tanti fatto in una scuola in quarto, ed uno ci vengono scemo nuda, e amici attori che tanti bio, gli hanno domandato ma come mai non c'è Piero Marciali? E questo è ma voi ancora vivo, pensate che vengo morto. Oppure tanti fatto De Vago a Maracalagonis, questa compagnia dei Sinai, e mi fa mera piacere che tanti fatto, però anche questa porta pure non scemo nuda, si vede che in Maracalagonis pure, pensate che sia già morto. Dunque, questo è su conto di questa ciappa, ma Piero è un uomo vaineri che ha fatto un sciacco manne cosa. Un altro dei libri che porto noi ai nanti mio è questa creazione, che è la prima parte di una trilogia che Piero ha descritto e sta scrivendo in giro della questione della Bibbia. Contasi di questa faina, Piero. Ma questa creazione è stato un lavoro che mi è piaciuto di scrivere, poi dona questa possibilità di fare quest'altra cosa che devono, penso sia mera importante poi sardus, cioè di tornare a fare circolare il sueldo sardus. Questa creazione, queste occasioni proprio può donare linguaggio ai spippius. Vi avete pensato per questa prima volta, commenti un'opera di donare in mano ai spippius, poi imparare i nomi dei cosas, dei fruttus, dei ervas, dei plantas, e infatti c'è tutto questo linguaggio che dona questa possibilità, è proprio questione del suo fatto che Dio ha creato tutta questa cosa. E questa opera mi ha dato una mera soddisfazione. Iniziando ho pensato di Sighiri di Aici, ha scritto su Diluvio, non è stato ancora pubblicato ma dopo presentato già in Meras Portas, e stiamo scrivendo Saturni de Babeli. E con questo ha accabato questa trilogia della Bibbia, un lavoro che penso sia mera gradessimo, poiché intanto questa storia la conosce Tirotto, su questa Bibbia, grazie ai sprelisi, tanti fatta conosci a tutti.
e contemporaneamente però rengo questa possibilità di vai comprendi a tutto i sardos, ma li possono pure che la può fatto finza in continenti, finza in Svizzera e tutto su comprendiante a rotto, questa storia da conoscerti e sul linguaggio sardo, non è arabo come tinanta, si vuole comprendere se uno tenere amore di comprendere, certo se non tenere amore di comprendere su sardo è inutile, non si comprende manco il nostro sapere. Certo, siamo di accordo, manca Dunai. Tu sei un autore fino a di teatro, hai scritto opere a Meda, posso ricordare Gemellus e Atras. Qual è la relata tua con il teatro? Di te ne stima, mi posso pensare, quest'arte? Figura, se su teatro è questa passione mia, devo e mambi vicette con i gusti. E ti posso dire pure che ho lasciato traballo sicuro e stipendio, proprio per mi donare completamente al suo teatro. Sui Bollunai a proposito del Gemellus, e proprio seguendo sul discorso di prima, che a proposito Gemellus dopo che abbiamo fatto su Dottori Amarolla, e però non riusciamo a bene il suo spettacolo, poi questionando con Calincuno del suo Nuorese, una stessa Barbagia, ma tenevo su questo spettacolo, ma è in Campitanesco. A Marolla in Campitanesco, non vi capiamo. E Santo Sappone, vabbè, ora faccio gemello, uno questionare in Castellaio e l'altro questionare in Vitticchesso. E aici io sposto portare il suo spettacolo, non scelto in Campitano, ma in tutta la Sardegna. È stata una grande soddisfazione. Vorrei dire che il suo spettacolo mio, che è stato presentato de Brusso, no, sul spettacolo che è stato presentato del Brusso è stato di Sacciappa, poi da fatto personalmente, però ha girato un'era, insomma. Quali è, Piero, secondo voi, all'estero, con il suo tempo schideneoso, la situazione del suo teatro in lingua sarda di oggi? Sul teatro in generale è in una situazione pessima. Volevo dire che non c'è... Da nuovo tempo in Italia, in Sardegna, è passata questa che questa cultura non serve, che questa cultura non dona la papaya. E in Santo Santo cominciavo a segare, e questa che non sia questione di scelte di questa destra, sia questione pure di questa sinistra politica, a segare su teatro, su editoria e altre cose, commenti cose che non di poca importanza. E noi siamo in questa situazione che è difficile in mera per ogni compagnia teatrale di montare uno spettacolo che tenga tutti gli ingredienti che servono a uno spettacolo teatrale vero, cioè che tenga attori, che tenga musica, che tenga una scenografia, che tenga i tecnici che servono per realizzare il suo spettacolo. I luci, su tecnico audio, eccetera. E quando non può fare questo, comincia a sapere che se io sto facendo monologo, senza scenografia, senza nulla, poi non c'è dinai e non c'è intelligenza di comprendere che di aici non si è scelti boghendi dinai a chi lavorano in questo settore, ma si è boghendi a tutta la gente questa possibilità di vedere che una cosa di bello che si rapporta politicamente e sostiene questa attività. Certo. Ascolta Piero, sicuramente il suo tempo si vola, tocca da già a pensare a crasi. Quali punti straballos che sta voglio fare, po' crasi o chi si sfaendi, po' crasi, e quali punti disigi giustoso po' sarti in generale, ma più di tutto in Sardegna e poi su sardo, questa lingua sarda? Ma io voglio seguire su traballo di andare su teatro storico a ricordare che sanno che bene è 100 anni che l'Italia è entrata in guerra. 100 anni che 13.600 sardi sono morti atteso da donne. Poi questo, abbiamo già scritto un'opera che si intitola Sabricata Sassaresa. Da Bollo Rorraia, ci Bollo Rorraia pone mano, si può dare Rorraia a presentare, questionando precisamente dei testetti a questa guerra, questa prima guerra, poi sardo, su chi si è costato, su chi è venuto, finza dei beni e soprattutto questa possibilità dei sardos di comprendere
che vianta un popolo, che vianta una nazione differente, che reniera una propria identità e che viene porire sicuro un mellus dei altri. E per l'una è una cosa, devo sto preparando proprio in questa stessa, questa relazione che ho fatto in un convegno che vai su con la Fondazione Sardegna è proprio a questa idea di sanazione. E queste sono le cose che mi fanno impegnare in questo periodo. Grazie a Piero Marcialis e a Cabao voi pure, si dona su appuntamento un'altra puntata dell'Iteras, su programma di EIA TV, per questionare della letteratura sarda dei Sardus. A Sibiri. Grazie a voi, a Sibiri con saluti.